Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Trentaduesimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc. Hanno oggi inizio le prove eliminatorie del concorso. La giuria è presieduta dal maestro Ernesto Schiavi, è composta dai maestri David Coleman, Francesco De Angelis, che è anche direttore artistico della manifestazione, e Silvia Marcovici. A causa di un imprevisto, la giurata Latizia Onda Rosenberg non è presente. L'amministrazione comunale, ente organizzatore del concorso, non avendo i tempi tecnici per trovare un sostituto, ha determinato che la giuria sarà operativa per tutta la manifestazione con 4 componenti. Diamo ora il via alle audizioni. Il primo concorrente in gara è Barreto Damiano, 26 anni, di Roma.
Secondo concorrente in gara, Bramanti Giacomo, 24 anni, di Varese. Al pianoforte Leonardo Bartelloni, uno dei 2 pianisti ufficiali del concorso.
Si sono concluse le audizioni del mattino. Le eliminatorie riprendono oggi pomeriggio alle 16:30. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.
Thank